Il maestro Angelo Sanna non è nuovo chiaramente al vostro ascolto, alla vostra visione, perché? Perché lui è uno di quelli che tiene molto a quella che è come possiamo dire, le novità in un mondo, quello dell'autodifesa e tutte le arti marziali, che è in continuo movimento. Oggi il maestro Leclerc ci ha spiegato qualcosa che in un paese tanto vicino al nostro, che vive le stesse problematiche, è di un'importanza estrema. Maestro. Allora, oggi stiamo vedendo quello che viene chiamato il Jiu-Jitsu israeliano, o meglio conosciuto come Krav Maga. Non è altro che un sistema di combattimento o di difesa personale molto eclettico che viene utilizzato in Israele per militari e adesso per civili. È una delle novità che abbiamo portato. Tanto novità forse no, perché è dal 2003 che noi facciamo questi corsi, però questo è un corso di aggiornamento e formazione per istruttori. Il maestro ci ha detto che probabilmente questo è un momento di grande apertura verso le arti marziali, soprattutto da quelli che sono i corpi di polizia, che poi fanno veri e propri corsi per i civili, per i cittadini, in modo che si possano autodifendere senza dover necessariamente chiamare, diciamo, passami l'espressione, chiamare aiuto. È davvero importante perché purtroppo il pericolo è sempre dietro l'angolo. Sì, oggi c'è una percezione che c'è meno sicurezza. Forse non è vero, ma probabilmente un insieme di problematiche che stanno, diciamo così, venendo nel nostro paese, i migranti, alcune scene eclatanti di cui si sente parlare ultimamente di aggressioni. È chiaro che il cittadino vuole sempre più imparare a difendersi e si avvicina a questi corsi che, tra l'altro, ad esempio in Francia, da dove viene lui, sono parte integrante ad esempio dei sistemi tradizionali. Ad esempio la Federazione francese di Karate ha inserito il Krav Maga come metodologia di allenamento per la difesa personale. Noi abbiamo dei sistemi invece già autoctoni e abbiamo scorporato questo dai sistemi tradizionali. Come lo stato di salute del movimento del Krav Maga in generale in questa nostra isola? Perché mi pare che insomma, i numeri sono in crescita. I numeri sono importanti, in realtà esistono tante piccole realtà, anche se la federazione di Krav Maga riconosciuta dal CONI ormai è soltanto una, è la FICM. Oggi sarebbe dovuto arriverà un po' più tardi il presidente della federazione, Giuseppe Palma, che ha avuto un grandissimo successo diciamo personale per tutta la federazione, perché per la prima volta il Krav Maga è diventato federazione riconosciuta a tutti gli effetti all'interno del CONI tramite la FIVUC, che è la federazione di Kung Fu dove noi aderiamo. Benissimo maestro, ringraziamo dell'ospitalità naturalmente e Sardegna Dies sempre presente. Grazie Enrico, alla prossima.